Buonasera a tutti, prego alle persone di accomodarsi, qualche seduta arriverà a breve, penso aggiuntiva, per le persone che sono ancora in piedi, visto l'alto numero di partecipazione. Benvenuti a tutti questa sera, in questa splendida serata estiva, siamo sotto il portico del Duomo, vi ringrazio di essere così numerosi in questo importante momento per la cittadinanza di Conegliano e anche per il Rotary Club, oltre che per la diocesi di Vittorio Veneto e Conegliano. Abbiamo dato un titolo evocativo alla presentazione di questa sera, che era Conversazioni presso l'antica collegiata del Duomo. Questa è la serata, diciamo, che chiude una grandissima e molto importante ricerca scientifica sviluppata dal professor Corsoluzza, che si conclude con la stampa del volume sugli affreschi della Sala dei Battuti del Duomo di Conegliano, un libro molto importante per Conegliano ma anche per tutta la comunità scientifica, perché raccoglie, oltre a una serie di notizie che erano presenti nella precedente pubblicazione, molte nuove scoperte che il professore ha riportato in questo volume. Prima di dare la parola per i saluti istituzionali, leggo un saluto del nostro Presidente della Regione Veneto, il Dottor Luca Zaia. Nel ringraziarvi per il gentile invito, come già comunicato dalla Segreteria, non potrò partecipare alla presentazione della seconda edizione del volume di affreschi della Scuola dei Battuti di Conegliano a causa di concomitanti impegni istituzionali. È importante valorizzare un luogo così significativo per Conegliano, un gioiello nascosto, testimonianza della presenza in città della Confraternita dei Battuti, i cui membri si occupavano della cura della spiritualità della comunità e assistevano i malati. Una sala riccamente decorata con affreschi di Giambattista Cima, di Francesco da Milano e di Ludovico Pozzo Serrato. L'arte è uno straordinario mezzo di comunicazione, capace di richiamare agli occhi della bellezza di cui ogni giorno dobbiamo circondarci. Grazie dunque a questa nuova edizione che promuove la conoscenza di questa sala meravigliosa, annoverandola in un itinerario che vede Conegliano e le colline del Prosecco, di Conegliano e Valdobbiadene, protagonisti del turismo culturale e dell'enoturismo. Nell'augurare buon lavoro per le future progettualità del vostro Rotary Club, il cui impegno per il territorio è immutato nel tempo, rivolgo a tutti i presenti i miei più cordiali saluti, dottor Luca Zara. Difatti, grazie. La Sala dei Battuti per il Rotary di Conegliano è un servizio storico che è iniziato quasi con la fondazione del club, che è riconosciuto al di fuori della città di Conegliano anche nel distretto Rotary 2060 delle tre regioni Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, proprio perché anche l'anno scorso questa grande importanza e questa valenza del service del Rotary è stata riconosciuta con un premio distrettuale che ha permesso poi di sviluppare quella che è la nuova cartellonistica accessibile per il Duomo e Sala dei Battuti. Io chiamerei sul pulpito Sua Eminenza Monsignor Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto, per un indirizzo di saluto. Grazie. Buonasera a tutti e grazie della vostra presenza. Il Rotary di Conegliano, come ricordava l'architetto Petricione, si è preso a cuore ormai da molto tempo questo unicum artistico nella provincia di Treviso, che è anche oltre che è la Sala dei Battuti e il Duomo di Conegliano. Un gioiello nascosto, l'ha definito il governatore mi diceva qualcuno, resto ancora stupita che qualche coneglianese non l'abbia mai visitata. Ho detto, speriamo che questa sia un'occasione per promuovere la conoscenza, l'apprezzamento e la visita di questo capolavoro che abbiamo qui proprio in centro a Conegliano, che è fruibile, come vi sapete, da tutti. E quindi davvero il mio plauso e il mio ringraziamento alla Rotary, a tutte le la Presidente e tutti i suoi collaboratori e anche a quelli che l'hanno preceduto, perché davvero è un prendersi a cuore che è stato fedele e fecondo. E ringrazio anche il dottor Corsoluzza, ecco, in questo volume voluminoso, tra l'altro, ecco, che è stato fatto da lui. Mi lega a questo volume, primo, la stima, l'apprezzamento e la relazione che ho con il dottor Corsoluzza ormai da molti anni. Siamo
devo dire, amici, ma anche stimatore da parte mia nei suoi confronti. E quindi lo ringrazio di questa fatica, ma anche un piccolo particolare, visto che è una conversazione, non una conferenza. L'impaginazione è stata fatta da mio cugino, non so se sia qui presente, eccolo lì, Stefano Pizzioro, proprio mio cugino, doppio cugino. Quindi sono legato anche per questo motivo a questa bella pubblicazione. Un ultimo pensiero, ecco, la sala dei battuti, fatta da una confraternita di chiara ispirazione cristiana, è, per così dire, un'esposizione visiva della storia della salvezza, proprio così. Parte dalla creazione e finisce con il giudizio. Il pittore Francesco da Milano, prima, e poi il Pozzoferrato, hanno svolto proprio tutta questa vicenda. Il Pozzoferrato ha fatto l'Antico Testamento della creazione, mentre da Milano aveva fatto la vita di Gesù. E quindi c'è davvero... Una volta si parlava della Bibbia Pauperum, che erano vetrate, gli affreschi che venivano fatti nelle chiese perché non c'era una grande diffusione della conoscenza della scrittura, quindi coloro che entravano in chiesa vedevano visivamente la storia della salvezza. Beh, qui è qualcosa del genere, siamo già nel 500, quindi qualcuno di più poteva saper leggere e certamente forse i membri della confraternita di Battuti sapevano anche leggere, però per esempio Spelli si colloca nella stessa prospettiva. La storia della salvezza è qualcosa da vedere, in modo che ciò che si vede, la bellezza della visione, spinga l'anima a superare le vicende tristi o gioiose per ascendere ai valori eterni. E questo credo sia valido anche oggi. Chi viene a visitare la sala di Battuti penso non si limiterà, forse alcuni si limiteranno forse soltanto a dire che bello questi affreschi, ma altri potranno legittimamente, a partire da quegli affreschi, anche fare un passo ulteriore e fare un passo anche verso la conoscenza della storia della salvezza e la fede in essa. Grazie di nuovo a tutti coloro che hanno reso possibile questo restauro e questa pubblicazione e auguri perché questo porti buoni frutti anche in futuro. La ringrazio adesso per le tue parole e chiamerei sul palco il sindaco di Conegliano, il dottor ingegnere Fabio Chies, per un saluto. Buongiorno a tutti, un saluto a Sua Eccellenza il Vescovo, al Vicequestore Vincenzo Zono, alla Presidente del Rotary, Stefano Capodall'Orto, al Presidente del Consiglio, all'Assessore Sardi, a tutti voi. Devo dire che insomma questo del Rotary ormai è un connubio inscindibile con la parrocchia del Duomo, perché molti sono stati i service che si sono avvicendati in questi anni che hanno portato Rotary ad essere un punto di riferimento. Devo dire che anche in questo volume io ricordo quando ne abbiamo parlato insieme al Presidente Ricci, poi si sono succeduti il Presidente Gianni Grassi, Francesco Chiesura, adesso Stefania, e la continuità è un segno di quello che è Rotary, no? Della capacità dei vostri service di arricchire la nostra città e soprattutto di custodire e mantenere uno scrigno che è vero che è nascosto. Ma io penso che i 20.000 visitatori annui che abbiamo oggi non possano che essere incrementati. Dobbiamo far capire che la nostra, come c'è scritto nei cartelli d'ingresso alla città, è una città d'arte e del vino. Io lo dico sempre in quest'ordine qua. Per quanto il vino diventi importante, è una città d'arte e del vino. Per cui Rotary continua a fare questo, continua ad aiutare la città nella crescita culturale, nel rivalutare i nostri luoghi più importanti, per far capire alla gente che i nostri sono territori di una grande cultura, di una grande tradizione e su questo dobbiamo puntare anche per il nostro futuro. Tra l'altro ci unisce una cosa tra il Comune di Conegliano, oltre a questo volume Rotary e parrocchia, ed è il contributo che siamo riusciti ad intercettare rispetto a un intervento che è fondamentale per la sala di Battuti, cioè l'accessibilità alle persone.
con disabilità. Infatti il progetto dell'ascensore sarà un progetto che vedrà il Rotary, il Comune di Conegliano, la parrocchia impegnati nei prossimi anni, e penso che sia anche un segno di civiltà. La capacità del Rotary di essere inclusivo è sempre stata una delle vostre connotazioni. Devo dire che questa sinergia con il Comune e la parrocchia porterà Sala dei Battuti ad essere visitata da migliaia di persone che magari oggi non hanno la possibilità, non l'hanno visitata, non perché non avrebbero voluto visitarla, ma solamente perché la barriera architettonica ha impedito loro di farlo. Noi siamo contenti che ci sia stato questo contributo all'interno dei 40 milioni di euro di contributi che abbiamo intercettato lo scorso anno, ma devo dire che questa ha una particolare valenza, non solo nella cifra, che comunque è una cifra importante, ma anche e soprattutto nel senso che deve dare a questa città, una città che punta all'inclusività, che punta alla cultura, e devo dire che in questo non possiamo avere partner più affidabili del Rotary, quindi sono sicuro che saremo insieme in questo percorso e molti altri percorsi che vedranno il Rotary protagonista all'interno di quello che è il sistema museale e culturale della nostra città. Grazie, buon lavoro a tutti e buona giornata. La ringrazio Sindaco per il suo intervento, che ha rimarcato l'importante valore che ha l'associazionismo nella comunità in generale, nel caso di Conegliano, ma i Rotary anche col suo distretto lavora su molte regioni e quindi poi i risultati si vedono, e questo è sicuramente uno degli esempi diciamo emblematici e importanti che poi ha reso diciamo noto il Rotary Conegliano al di fuori del contesto regionale. Io chiamerei sul pulpito per il saluto la Presidente, dottoressa Stefania Campo Dall'Orto, Presidente del Rotary Club Conegliano. Grazie, grazie. Un benvenuto anche da parte mia e da tutto il Rotary Conegliano, alle autorità presenti, religiose e civili, a tutti voi. Grazie per essere qui con noi oggi a festeggiare questa meravigliosa Sala dei Battuti. I rotariani si contraddistinguono ancora una volta per il loro service principale legato alla Sala dei Battuti. Diversi sono stati gli interventi nel corso degli anni da parte del Rotary, oltre ad aver reso possibile l'apertura al pubblico della sala il sabato e la domenica, in 2 turni mattina e pomeriggio, con il contributo di volontari, che ringrazio di cuore, e di soci stessi, permettendo a chiunque di visitarla e ammirarla. Questo rientra proprio nelle finalità del Rotary. Siamo qui oggi anche per avviare il service triennale di restauro di tutti gli affreschi della sala, service che ci sta molto a cuore perché non possiamo permettere che gli affreschi, che sono il bene più grande della sala, siano compromessi. Il loro restauro è indispensabile. Il service che abbiamo denominato Adotta un affresco è rivolto a tutti. Colgo l'occasione per segnalare che tutti possono contribuire con una donazione tramite la onlus del distretto Rotary. Se avete piacere di ricevere informazioni in merito, poi sono a disposizione. Ricorderete il pannello che è stato esposto sulla facciata della Canonica durante il periodo natalizio che pubblicizzava il service. Ora finalmente l'iter per l'approvazione del restauro è stato concluso e abbiamo l'autorizzazione della sovrintendenza a dare inizio ai lavori. Ringrazio fin d'ora la ditta Sirecon che ha predisposto il progetto per il restauro della sala, il restauratore Diego Perissinotto, la restauratrice Romina Illuzzi e l'architetto Tobia Badoè. Ringrazio i soci che hanno dedicato il loro tempo per la realizzazione del service. Ringrazio le altre realtà associative rotariane e non che contribuiranno ad adottare un affresco. Oggi festeggiamo anche la chiusura di un altro importante service del Rotary Conegliano insieme all'amministrazione comunale di Conegliano, legato alla Sala dei Battuti. La nuova edizione del libro Gli affreschi della Sala dei Battuti di Conegliano del professor Giorgio Corsalizza, che ringrazio per l'importante contributo. Questo service iniziò nel corso del 2019 con la presidenza del socio Leonardo Ricci. Poi c'è stato il Covid che ha rallentato tutto e oggi finalmente possiamo apprezzare le importanti ricerche esposte nel libro che ci offre con tecnologie all'avanguardia foto meravigliose e una serie di informazioni e scoperte sulla Sala dei Battuti, la Pala del Cima e la città di Conegliano. Un contributo notevole per tutti. E ora il professor Corsalizza ce lo illustrerà. Concludo con un ringraziamento personale, visto che sono anche al termine del mio mandato, alla parrocchia del Duomo di Conegliano
che prima con Don Bruno Daniel e poi con Don Roberto Bischer, all'amministrazione comunale nella persona del sindaco Fabio Chiesa, per la collaborazione costruttiva ed amichevole che sempre ci ha accompagnato nel corso dell'anno. Grazie, buona continuazione. Grazie Presidente. Colgo l'occasione anche per ringraziare le persone che hanno collaborato, quindi Stefano Pizziolo in questo caso, perché è stata una collaborazione continuativa negli ultimi mesi per i lavori di impaginazione di stampa, Laura e Giuseppe Battinelli, che hanno permesso poi la stampa del libro, e quindi va un applauso a loro per il lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Ricordo che al termine della presentazione sarà possibile acquistare dei volumi ad un prezzo agevolato di 50 euro, è un'ottima occasione per acquistare il libro, soprattutto perché i proventi del libro andranno direttamente a finanziare gli stralci dei lavori di restauro degli affreschi che al termine, diciamo, della presentazione verranno inaugurati alla presenza del sindaco e del vescovo. Quindi chiamerei il relatore della serata, il professor Giorgio Fossaluzza, professore ordinario di Storia dell'Arte dell'Università di Verona, che ci presenterà la nuova edizione del libro e diciamo, sarà sicuramente un'occasione per fare un viaggio nel tempo e ripercorrere quella che è la storia e le nuove scoperte che sono state fatte su questo importante tesoro di Conegliano. Quindi, professore, la ringrazio e lascio la parola. Buonasera a tutti. Ci siamo trovati qui in Duomo giusto 364 giorni fa, 21 giugno 2022, e oggi 20 giugno 2023 presentiamo il volume confezionato, pronto, che avevamo annunciato nelle sue linee di novità giusto 364 giorni fa. Era il momento di passaggio delle presidenze dal Frescura a Campo Dall'Orto, e già loro hanno illustrato questo passaggio. Il mio coinvolgimento per una ristampa, ma di ristampa non si è mai parlato in generale, ma di una riedizione del volume che risale al 2005, riguarda la presidenza Ricci, e poi c'è stato una sorta di vuoto per tutti, ma anche pensante e operoso, che è quella della stagione del Covid, quindi gli archivi chiusi, le biblioteche chiuse, e nel mio caso appesi ad una didattica molto particolare su Zoom e non a contatto diretto con gli studenti. Quindi una sospensione dei lavori, quindi tempi lunghi di realizzazione, che annunciata l'anno scorso si presenta questa sera. Di che cosa si tratta? Il libro che ha per titolo Gli affreschi della Scuola dei Battuti di Conegliano, promosso dal Rotary Club nel 2005, presidente Arturo Bernardi. Io non potrò questa sera fare tutta la collana dei ringraziamenti, ma nell'assommare i ringraziamenti del 2005 con i ringraziamenti del 2023 ho spostato un gran numero di persone nella dimensione del ricordo, e questo è molto importante. Mi sembrava giusto che la riedizione saldasse questo nostro collegamento che è sempre vivo nel nostro operare attuale. E tra questi Arturo Bernardi, che promosse un'edizione all'epoca inconsueta e mi diede fiducia per un libro che a tutt'oggi, qui non faccio esaltazioni, ma ha pochi precedenti nell'ambito editoriale scientifico riguardo Conegliano. Ebbene, un altro elemento importante di quella edizione 2005 era una campagna fotografica di un maestro della fotografia del dopoguerra, Elio Ciol,
e il figlio Stefano al momento. Ed era già un volume importante, come ho detto, perché consta già di 460 pagine e di 350 illustrazioni. Ebbene, il progetto di una nuova edizione, non facile da concepire per chi aveva realizzato il volume, cioè ripensarsi e ripensare il modo di illustrare un monumento così complesso, così ricco, come ebbi l'occasione di fare nel 2005. Quindi non fare una mera ristampa, ma testimoniare la novità, la diversità di approccio, una nuova ricchezza di approccio al monumento, maturata non solo da parte mia, ma anche di molti altri studiosi dal 2005 al 2023. Ma prima di tutto è giusto riflettere su cosa significa il fatto che è nata già da qualche anno fa l'esigenza di una nuova edizione del volume. Prima cosa, ed è una dimensione su cui riflettere da parte del Rotary, ma se mi permettete anche della cittadinanza. Primo, che il libro ha assolto alla sua funzione, non è diventato uno dei tanti soprammobili, come spettacolare nella sua visione esterna e che serve per arredare le nostre librerie di casa. Quindi ha assolto la sua funzione. E secondo, dobbiamo dire anche questo, che lo sforzo di investimento che sembrava così super all'epoca, pur un investimento quindicennale, ha portato il suo frutto. Perché ne sono convinto, e spero anche voi di questo? Perché in molti aspetti che ora apprezziamo della scuola dei battuti, ho la presunzione di dire che nascono anche dalla ricerca del volume del 2005. Per tutti il fatto degli arazzi alienati nel 1908, che il Service del 2008 ha riportato come deposito dei musei civici di Venezia, restaurati compiutamente in un nuovo allestimento della Sala dei Battuti, è dovuto, vorrei dire, allo stimolo che viene dalla ricerca in questi casi. Altro frutto è quello della conoscenza non solo dei dati storici, ma anche della consapevolezza dei valori che ispiravano la scuola laicale dei Battuti e che quindi ispirano anche i suoi affreschi nel delineare la storia della salvezza in una maniera così articolata come Sua Eccellenza ha ricordato, dalla creazione al giudizio, ma poi anche alla prefigurazione della persona di Maria in facciata, per arrivare poi, ma sarà la conclusione del mio discorso, all'origine di tutto, che sostanzialmente è la pala di cima da Conegliano. Altro frutto è quello della necessità, tra le necessità della divulgazione, la necessità anche della ricerca e quindi di accompagnare l'aspetto della divulgazione all'aspetto della ricerca, che ha delle regole sue proprie, necessita di sostegni propri, che spesso non vengono compresi, diciamo, a livello territoriale o a livello locale. In base a questi aspetti, cosa significa quindi una seconda edizione? Per me, ho detto quelle del Rotary, quelle della cittadinanza, per quanto riguarda l'autore, che è lo stesso, perché colui che vi parla, è che le ricerche non finiscono mai.
E allora, quali sono, sotto queste più ottiche con cui guardare il nuovo libro, le caratteristiche? Beh, innanzitutto che i capitoli finali che riguardavano nel 2005 il restauro degli affreschi di Pozzoserrato 2001-2003 e che succedeva quel restauro Bellè al restauro Bigolin del 1989. Ebbene, quegli aggiornamenti sui restauri lasciano il posto a degli aggiornamenti di ricerca storica e di ricerca storico-artistica. E vengono soprattutto le novità sorprendenti anche per me, che mi sono trovato tra le mani. Queste novità vengono dalla ricerca d'archivio, che non so perché non ho ancora mai capito, non potei fare nel 2005. L'archivio era all'epoca off limits per me, forse, non so. E invece ho trovato, ringrazio sentitamente, una grandissima disponibilità da parte di Don Bruno Daniele e ultimamente anche del Don Roberto Wisker ad entrare in archivio con estrema garanzia. Sono sempre stato vigilato dal dottor Ghiro in questa fase, ma ho potuto accedere all'archivio probabilmente, o anzi sicuramente, grazie al riordino che la professoressa Isabella Gianelloni ha fatto nel corso degli anni. Scusate, il dottor Maso, ho sbagliato io. Ha vigilato la mia presenza in archivio in varie circostanze. Ecco, queste le novità che scaturiscono da una ricerca di prima mano. Questo ho potuto fare negli scampoli di tempo tra i vari impegni, specie didattica. Ebbene, il volume che 364 giorni fa prevedevo che crescesse da 450 pagine a 500 pagine, in realtà quello che il sindaco qui davanti tiene in mano raggiunge le 600 pagine. E mi spiace se questo ha causato qualche problema o qualche disagio, ma anch'io devo obbedire alle ricerche e devo restituire quello che trovo a livello delle ricerche. Il repertorio fotografico CIOL, così importante, del 2005, come previsto è stato storicizzato. E molteplici ragioni che abbiamo soppesato con l'avvocato Frescura hanno portato a decidere per una nuova campagna fotografica degli affreschi, lavoro molto impegnativo affidato alla competenza, alla professionalità di Giovanni Porcellato, che a tutto questo aggiunge generosità, una disponibilità instancabile e una sensibilità che indubbiamente traspare quando avrete la compiacenza anche solo di sfogliare il volume. E poi c'è da dire che la tecnologia fotografica e di stampa rispetto al 2005 ha fatto passi da gigante. E perché dunque privarcene se vi era la possibilità di una nuova campagna? E le nuove foto di Giovanni Porcellato sono utilizzate in un impaginato e dentro un progetto grafico a cura di Stefano Pizziolo, che ha ottimizzato da una parte sapientemente quello del 2005 e però ha avuto la capacità di creare una nuova veste editoriale, fresca e accuratissima, un nuovo libro in buona sostanza. E io devo anche qui riconoscere che non avrei potuto affrontare e portare a termine il volume così complesso senza la sua disponibilità instancabile nel vedere e rivedere gli esiti, nell'assecondare di giorno in giorno quanto emergeva dalle ricerche, nel valorizzare ogni tipo di materiale della più diversa qualità. Una pazienza e una disponibilità
che paragonerei a quella di un santo orologiaio che non mi ha mai fatto sentire eccessivamente esigente in quello che volevo ottenere. Quindi le molte immagini di confronto in bianco e nero sono tutte convertite in colore, un'impresa molto faticosa, non da poco, e quindi il fotografo grafico hanno lavorato assieme e il supporto è venuto dall'architetto Livio Petriccione, costantemente disponibile negli aspetti organizzativi e nelle mediazioni tra noi attori. Si sono aggiunti due giovani nuovi redattori e collaboratori, Emanuele Castoldi, dottorando di ricerca a Verona, che ringrazio per il suo aiuto nella redazione e la sua presenza, e il dottor Michele Faustini, che si è assunto l'onere, un mio allievo, che si è assunto l'onere della revisione dei testi e dell'intero corpus bibliografico, che va oltre le 30 pagine e che non in assoluto per Conegliano è il repertorio bibliografico redazionato e scientifico che non appare in nessun'altra pubblicazione. Grazie a Maria Rita Sonego e Monia Bottaro per avermi facilitato nella citazione dei manoscritti dell'archivio storico del comune di Conegliano. Avete un'ottima risorsa e uno stile di collaborazione veramente incommiabile. E ci tenevo proprio in ragione della consapevolezza e dell'importanza che la bibliografia di questo volume ha nel complesso degli studi storici e storico-artistici per Conegliano. E ringrazio, ho già citato i presidenti, devo ringraziare l'amministrazione comunale di Conegliano, in particolare il sindaco Fabio Chies, per la partecipazione all'edizione, che in questo modo dimostra come possa essere rappresentativa questa pubblicazione per la città di Conegliano. E ringrazio sia il Rotary e in particolare l'amministrazione di Conegliano per aver accolto la proposta di inserire questo volume di nuova edizione in una collana editoriale che io curo e che ha per titolo, spero evocativo per voi, L'arte nelle Venezie, studi, ricerche, itinerari, che trae ispirazione dai 4 volumi o 4 tomi di un volume, ma per oltre 2000 pagine, non so quante fotografie ciol, del 2003, che presenta il corpus degli affreschi dalle origini, cioè dal 200 al 400, dell'intera Marca trevigiana allargata, e che io ho potuto realizzare grazie ad una veduta ampia di un investimento del presidente di Fondazione Casamarca, Dino De Poli, all'epoca supportato dal segretario generale che era Renato Sartor e che sta in una parte dei ricordi del volume, ma che mi piace ora associare al nome di De Poli. E quindi è una collana che riguarda la territorialità, come esportare, così come il Prosecco che va oltreoceano, l'arte dei nostri territori, non farla di rimanere una dimensione, come dire, locale o localistica, ma trattarla per tutti, ma con un'attenzione scientifica, in modo che possa essere divulgata ad ogni livello e che ci possa rappresentare. E cito il volume su Vittore Carpaccia, Pozzale di Cadore e in Istria, per la territorialità, il volume sugli affreschi del 200 dell'oratorio di Sant'Urbano a Godega e la cultura del Campardo, vorrei dire come nuovo sottotitolo, e il volume nelle chiese di Farra di Soligo e Col San Martino da 3 e il 400. Ho anch'io un mio amor proprio, diciamo, ovviamente,
mi piacerebbe che nelle terre dell'UNESCO ci si, come dire, accorgesse anche di questi contributi che vengono dati e che non si guardi al patrimonio storico o artistico solo come qualcosa di ornamentale o supplementare, ma come questi aspetti manifestano quelle che di solito retoricamente diciamo le radici, i valori, sicuramente le identità dei nostri territori nel loro differenziarsi, così come percepiamo le parlate, le inflessioni dialettali tra quelli di Pieve di Soligo, del quartier del Piave, della destra o della sinistra del Piave. Dunque, una nuova edizione e non una ristampa. Perché una mera ristampa vuol dire francamente essere a corto di idee, almeno io la vedo sempre in questo modo, e cioè dormire sugli allori del passato, non che gli autori a Conegliano non manchino, ma riproporli magari acriticamente, senza un indice dei nomi, una bibliografia aggiornata. Così ha un po' un valore fine a se stesso, quindi bisogna, diciamo, non dormire sugli allori del passato, ma accorgersi di quanto avviene nell'ambito delle proprie ricerche e del modo di vedere e di quanto avviene grazie alle ricerche altrui. Quindi è stato faticoso mediare e ricercare in assenza di una rivista locale di studi storici, ad esempio, andare a recuperare tutto quello che da altri viene prodotto o sui nostri argomenti, grazie ad una divulgazione ad alto livello, viene prodotto anche a livello internazionale. È uno sforzo, una tensione a molte cose sfuggono, ad esempio in questo caso, ma è quanto ho cercato di fare. Ebbene, se il restauro degli affreschi del Pozzo Serrato, guidato da Vigolin nell'89, ha come riferimento la giornata di studio della Fondazione Benetton dello stesso anno, il volume del 2005, come ho detto, ha come riferimento il restauro degli affreschi di facciata di Pozzo Serrato, sempre del 2001 del 2002. Oggi il volume che si presenta è invece non a rimorchio, ma a preludio dell'avvio del restauro degli affreschi di Francesco da Milano, della sala delle riduzioni della scuola dei Battuti. Adesso vengo, spero di andare velocissimo, casomai datemi qualche segno, vengo ai contenuti del nuovo volume. Devo dire che ho difficoltà perché ho finito di scriverlo l'altro giorno e quindi separarsene per fare una sintesi è molto difficile. E poi anche perché non sopporto le storytelling che vanno molto di moda. E quindi mi è molto difficile arrivare a condensare un volume di 600 pagine in una sorta di storytelling che si potrà fare in altri o da parte di altri e non dell'autore. Perché diventerebbe una sorta di racconto per bimbi, le favole per bimbi, e non ne sarei capace. Do per scontata la conoscenza del volume del 2005 e offro un rapido indice dei 12 paragrafi che compongono gli aggiornamenti. E tranquillizzo perché mi soffermo solo su un paio di essi. Parto dai titoli di ciascun paragrafo che mi sembrano già evocativi. Allora, il primo paragrafo degli aggiornamenti 2005-2023 è questo ha il per titolo: quel che si è fatto per continuare a fare. E cioè il Rotary non ha fatto, diciamo, il suo comunicato stampa mettendo assieme diciamo, i risultati di tutto il lavoro delle presidenze, diciamo, da Bernardi in qua, ma ha affidato a me una sintesi che sia
come dire, compatibile con il resto del procedimento del libro. Allora ho illustrato io in maniera succinta questo lavoro ed è bene che voi lo ascoltiate per vedere il percorso che avete compiuto con i vostri service in questo periodo. 2008, deposito degli arazzi e nuovo allestimento, adeguamento degli spazi e dei servizi della scuola per un accesso molto più nuovo. 2009, restauro della pala del cima in provvisione della mostra. Allora io non so adesso separare, perché ci metterei troppo tempo, chi poi ha contribuito a diverse proporzioni a questo, ma in qualche modo il Rotary c'entrava anche con il restauro della pala. 2009-2012 riordino dell'archivio storico del Duomo di Conegliano in occasione del ventennale del club e anche mostra nella Sala dei Battuti. 14 illuminazione della sala, intervento, questo sì lo dico, sinergico, parrocchia, Rotary, Comune, Regione del Veneto per l'illuminazione e credo anche per l'intervento di manutenzione delle coperture della sala. 21-22, intervento conservativo del soffitto ligneo quattrocentesco. Come ho finito questa citazione degli interventi? Con una considerazione sulla rappresentatività della sala per il patrimonio di Conegliano, ricordando quello che avevo già messo nel volume del 2005, come negli anni 80 del 1800 ci fosse stato un progetto per allestire il museo d'arte cittadino proprio nella Sala dei Battuti, come si faceva all'epoca. I nostri musei civici sono nati nelle sale consigliari molto spesso. Allora, mettendo assieme la sinergia sopracitata, questo desiderio di collegare la Sala dei Battuti al patrimonio cittadino, mi è venuto in mente questa idea che insegno ad un corso di laurea adesso di management per il turismo, di quello che è il museo diffuso. La Sala dei Battuti, in qualche modo, fatto salvo la sua originalità di messaggio connesso alla confraternita laicale dei Battuti, è come una speciale sala di un museo diffuso della città di Conegliano, dove paradossalmente, consentitemi di dire, quello che manca proprio di una curatela museale e che sarebbe più giusto che lo avesse per primo è proprio il museo civico, sia per le difficoltà dell'allestimento, sia anche per una carenza di cura dal punto di vista scientifico. Lo dico perché il titolo è proprio di questo capitolo, è quello che si è fatto per continuare a fare e quindi vedere anche queste tappe dentro una sinergia, dentro una rete che chiamiamo museo diffuso, ci sono anche tante altre titolazioni. Secondo paragrafo, una scuola laicale riflessa in un territorio, e questo è dovuto al profilo stesso degli artisti. Gli artisti qui presenti, Cima, Francesco da Milano, Cima da Conegliano lo vedo a Venezia, che gira per Conegliano, Pozzo Serrato, l'internazionalità del Pozzo Serrato, fanno sì che per linguaggio e per le committenze le manifestazioni di questo museo diffuso aprono la cultura, l'esperienza coneglianese ad amplissimo raggio. Ed è giusto che la serviamo, la indaghiamo sotto questo aspetto, quindi non localistico, ma orgoglio localistico, ma interpretata ad ampio raggio. Punto 3. Francesco da Milano, il contesto coneglianese e appunti sulla prima fase.
è stata l'occasione per rivedere un po' la prima fase di Francesco da Milano, su cui si appoggia poi l'intervento tra secondo e terzo decennio del Cinquecento nella Sala dei Battuti, quando lui proprio nei primi anni, durante il primo decennio del Cinquecento, lavora a Conegliano per opere la Scuola dell'Immacolata Concezione, che non ha più. Era molto, questo milanese o lombardo è legato prima di tutto a Conegliano, ma è anche l'occasione per vedere, fare un affresco della Conegliano all'epoca della guerra di Cambrai, e cioè il momento in cui ospita Conegliano la corte di Bartolomeo d'Alviano e di Pentasilea Baglioni. Quindi il ruolo strategico, vorrei dire, di cuscinetto tra Venezia e i territori di terraferma da parte della città. Quindi una pagina storica di questo momento, per cui l'affrontare da parte di Francesco da Milano con diciamo, il riferimento alle incisioni di Dürer, gli affreschi della Scuola dei Battuti, si inserisce in un momento di rinascita post-bellica, quindi dopo la guerra di Cambrai, con riferimento al 1516 della pace di Noyon. Come dire, le cose si affrontano in tempo di pace, anche se si lavora come si può in tempo di guerra. E in questo caso le novità sono anche molte riguardo il giovane Francesco da Milano. Vengo al capitolo, scusate, ho fatto confusione di fogli. Il altro capitolo è quello di Francesco da Milano, aggiunto al catalogo, salto. Quinto capitolo, Francesco da Milano, interprete di Dürer e del lascito di Raffaello in area veneta di periferia, vedendo come lui reagisce a modelli diversi, parte da Dürer qui a Conegliano e arriva ad interpretare i disegni di Raffaello a Castello Roganzuolo, in un contesto dei Grimani, vescovi di Ceneda e patriarchi di Aquileia, in uno scambio di incarichi per via del diritto di regresso, tenendo conto che Castello Roganzuolo da questo punto di vista è una sorta, in questi anni, di avamposto del patriarcato di Venezia. E quindi il patrimonio collezionistico dei Grimani e quanto loro conservavano di Raffaello in casa, come dire, può essere stata l'occasione per Francesco da Milano per cambiare, se non pelle, cambiare modelli a Castello Roganzuolo. Capitolo 6, Tiziano Vecellio per Conegliano. Questo è un aspetto del legame di Tiziano con Conegliano che passa un po' sotto silenzio, perché nasce dal problematico disegno di Düsseldorf del 1521, in cui lui dice che ha ricevuto una casa dalla Scuola dei Battuti sul Refosso per aver dipinto per la Scuola dei Battuti. Un disegno noto dell'Ottocento che avevo pubblicato nel 2005, ma il museo mi aveva mandato delle fotografie un po' tagliate. Ora è il caso di rileggere questo disegno, tenendo conto, e l'ho pubblicata, che in Sant'Antonio lui aveva una casetta che denuncia all'estimo nel 1566, giusto 10 anni prima della morte, e che poi è venduta dal figlio Pomponio, il più scapestrato, nel 1582, dopo quella famosa veneziana ai Biri, la casa de Muro sita nel borgo di Sant'Antonio, nel castro di Conegliano, e quindi una presenza di Tiziano Vecellio a
Conegliano. Poi c'è l'assetto architettonico della scuola e le problematiche di ricostruzione del ciclo pittorico, che sono le storie della Genesi e dell'infanzia di Gesù, che potranno essere utili anche per chi affronterà i restauri in questo momento. Vengo agli ultimi capitoli. Dunque, innanzitutto quello delle novità su Pozzo Serrato, scoperte a Treviso nella prospettiva delle opere coneglianesi. E in buona sostanza, se il ciclo della facciata dei Battuti di Conegliano è uno dei più vasti in facciata per il Rinascimento in ambito veneto, per vastità e complessità e per tematica sacra, per quanto riguarda il Pozzo Serrato non avevamo corrispettivi di un ciclo così articolato, lui che si dedica al paesaggio, al disegno, alle opere profane, allegoriche, ma anche sacre. Qual è la scoperta del corrispettivo? È quello del ciclo di affreschi dedicati alla storia di Giuseppe della chiesa di Santa Maria del Gesù a Treviso, chiesa del primo Cinquecento, dei francescani cosiddetti zoccolanti, trasformata dopo le soppressioni napoleoniche e nel Novecento, 1914, distrutta per costruire l'istituto Riccati vicino a Porta Vittoria. Ebbene, già pubblicavo alcuni ritrovamenti, ma mettendo assieme il repertorio di fotografie dell'epoca, straordinarie anche per qualità, degli affreschi fatti riemergere dallo scialbo all'epoca, grazie all'intervento dell'abate Luigi Bailo e all'intervento di Girolamo Botter e del giovane figlio Mario Botter, mettendo assieme quanto di inedito ho trovato nella biblioteca civica di Treviso con quello che Natalina Botter, figlia di Mario Botter, mi ha messo generosamente a disposizione e la ringrazio di tutto cuore, ho potuto ricostruire il ciclo completo con acquarelli, disegni e fotografie. Così, per quanto perduto, ora il ciclo di Conegliano ha il suo corrispettivo a Treviso e dimostra come né la storia dell'arte di Treviso si può fare senza quella delle città del suo territorio, della Marca, così come la storia dell'arte, come dire, coneglianese non si può fare se non dentro una visione più ampia della Marca trevigiana ed oltre. Ma questa è una scoperta davvero notevolissima. Perché Bailo voleva a tutti i costi strappare gli affreschi della chiesa del Gesù che andavano distrutti? Perché li riteneva di Ludovico Fiumicelli, che è un artista vicentino ma che parte da Conegliano, lo riconosciamo l'autore del Monte di Pietà, ad esempio, qui di Conegliano, e così via. In realtà sono opere del Pozzo Serrato e non del Fiumicelli, come dire, socio del coneglianese Francesco Beccaruzzi, la cui impresa si sposta giusto da Conegliano a Treviso. Rivisitando questo percorso di Luigi Bailo, veniamo a avere per Pozzo Serrato, per me, per Bailo, Fiumicelli, quel percorso straordinario a tutti noi noto che diciamo 30 anni prima Bailo aveva vissuto, e lui stesso lo ricorda, con lo stacco questa volta degli affreschi di Tommaso da Modena dalla chiesa di Santa Margherita.
La pittura del tardo, penultimo quadro, ho 3 minuti. Pittura del tardo manierismo coneglianese, il contesto e i mecenati illustri. Chi sono i mecenati illustri alla fine del Cinquecento a Conegliano? Il conte Pietro Montalban, e a lui è dedicato da parte del secondo cugino di Tiziano, Cesare Vecellio, il famosissimo volume sugli abiti antichi e moderni. Un volume strepitoso edito nel 1590 e nel 1598, un legame molto diretto tra Montalban e Cesare Vecellio. Dentro questo fatto leggo una diatriba ancora in corso riguardo un ipotetico pittore coneglianese che sarebbe Cesare da Conegliano, autore di un enorme telero ai Santi Apostoli a Venezia, che in realtà credo sia opera di Cesare Vecellio. Chi è un altro committente importante, oltre a Montalban, a Conegliano? Montalban studiato dal dottor Palugan a suo tempo. 2 fratelli, Bartolomeo Bontampelli dal Calice, commercianti di tessuti a Venezia e grande finanziatore, e il fratello Grazioso, che avevano un palazzo a Conegliano. Chi sono loro? Soprattutto Bartolomeo è un influente sul piano mercantile, imprenditoriale, soprattutto finanziario al massimo livello, sia nei centri delle rotte adriatiche e presso le corti italiane ed europee e nei territori dello Stato. Uno dei maggiori finanziatori in ambito politico ad ampio raggio della fase tra 5 e 600, che aveva il suo palazzo a Conegliano e amava risiedere a Conegliano. Il suo caso è uno di quelli per cui fare affari vuol dire poi anche metterli a frutto in opere caritatevoli straordinarie, come lo attestano i suoi testamenti veneziani, la cura per gli ospedali della città, Guardian Grande di San Rocco e così via. Pensiamo che questo possa averlo fatto anche se non si trova scritto per Conegliano. Quindi fare affari, ma nello stesso tempo anche occuparsi degli aspetti caritatevoli. Se Palazzo Montalban è costruito alla fine del Cinquecento, probabilmente è dovuto ad una fideiussione di 14.000 ducati d'oro di Bartolomeo Bontampelli nei confronti del cavaliere coneglianese. Vedete un legame di presenze autorevoli, ma di implicazioni non solo veneziane, ma molto più vaste. Perché anche ci interessa il Bontampelli? Perché lui è il patrocinatore delle nuove comunità cappuccine in tutto il territorio, non solo coneglianese. E quindi è lui, tramite il Montalban, che fa sì che arrivi la comunità cappuccina alla fine del Cinquecento a Conegliano. E in questo caso la presenza delle opere importanti, Palma il Giovane, di Sant'Eperanda, nella chiesa dei Cappuccini, è dovuta ai legami con questi artisti da parte di Bontampelli dal Calice. Mancava un anello. Secondo le prescrizioni a cui dovevano sottostare le nuove comunità cappuccine, serviva anche l'immagine dell'Ultima Cena nel refettorio della nuova comunità dei Cappuccini. E in questo caso, ancora una volta, ho potuto attribuire in questa occasione la bellissima Ultima Cena, che è l'unica che si mantiene del periodo originario della nascita della comunità cappuccina, l'Ultima Cena
come opera di Leonardo Corona, un importante artista delle 7 maniere della pittura veneziana. Vengo allora all'ultimo quadro, è quello che io sento di più e chiedo gli ultimi 2 minuti. Avevo trascurato nel volume del 2005, coscientemente, di affrontare il tema della pala d'altare del Cima, cioè la storia del Duomo. Il mio tema era gli affreschi della scuola dei Battuti. In realtà in questa occasione mi sembrava invece di dover ripartire dalle origini della scuola, dell'insediamento dei Battuti nel corpo nuovo della città, cioè costruire, diciamo, una chiesa nel basso, nel fermento della vita cittadina, dalla metà del 300. Altri 2 momenti quali sono? Quelli del rinnovamento rinascimentale di una chiesa che data alla metà del 300. Allora, come ho affrontato il tema che qui posso solo riassumere? Facendo riferimento ai documenti di decisione da parte della scuola di realizzare la pala d'altare e poi subito dopo di commissionarla al Cima, al pittore di questa terra. Sono documenti che conserviamo in copia, ma che si sono sempre letti come attestazioni documentarie, un po' meno come contenuto. Ebbene, in uno di questi c'è una finalità dell'opera, che sta poi all'origine di tutto il programma iconografico della sala e della facciata. È una pala che è eseguita pro onore e augmento divini cultus et reverentia gloriosi Dei genitricis virginis Mariae. E cioè è, come dire, una intenzionalità molto dichiarata da parte dei Battuti, e cioè per il culto divino e in onore della titolare della scuola a cui lei è dedicata, per l'onore e l'incremento del culto divino e del rispetto per la gloriosa Madre di Dio, la Vergine Maria. L'altro documento ci dice poi come va interpretata l'opera nell'altare maggiore della Chiesa, e cioè perché la Vergine Maria abbia da intercedere presso l'unigenito Figlio suo per 2 aspetti: veniam, quello del perdono, e quello della remissione dei peccati. Dentro questo aspetto è possibile poi leggere l'opera connessa all'altare della celebrazione eucaristica, quindi un'opera destinata ad essere posta al centro della Chiesa, e questa centralità dell'opera in rapporto con l'altare della celebrazione è mantenuta anche in epoca post-tridentina. Con cosa ho collegato questo significato della pala del Cima? Beh, innanzitutto con le scritte che possiamo leggere degli affreschi quattrocenteschi del Duomo e che sono, come dire, un po' snobbate per qualità rispetto all'assieme, però guardiamole dal contenuto. Ci ricordano la dedicazione alla Vergine Maria, figlia e sposa del Re Eterno. La confraternita devota ristabilisce con denaro pio il tempio caduto in rovina. Siamo nel 1591, 491, 2 anni prima della collocazione della pala. Sopra l'arco che immette al presbiterio vi è il simbolo eucaristico del pellicano, e dall'altra parte la fenice che allude alla resurrezione di Cristo.
In questo modo va letto il fatto che la sacra conversazione, la Madonna come bambino in trono, con 6 santi che la circondano, è collocata dentro un tempio, dentro una struttura architettonica che ne sottolinea la centralità. E da questo punto di vista vado avanti leggendo, come dire, se posso usare tra virgolette il tema, il punto di vista iconografico e teologico della rappresentazione di una pala d'altare unitaria in questo momento, che ha come precedente a Venezia Antonello da Messina e Giovanni Bellini. Come vado avanti? Questa consapevolezza, che supera anche il rinnovamento post-tridentino della collocazione della pala sull'altare maggiore, è mantenuto nel tempo, nel Duomo. Una scoperta notevole è quella del disegno di Giorgio Massari, 1750, a lui lo attribuisco, del rinnovamento dell'altare e della chiesa. È lui l'autore del rinnovamento della chiesa, quando la titolarità passa dalla chiesa di San Leonardo in Castello alla chiesa che diventa parrocchiale qui in basso. Ebbene, tutto questo centralità della pala del cima e del suo contenuto si collega con il discorso del centro della Sala dei Battuti e con la lettura di prefigurazione della persona di Maria di tutte le scene della facciata di Ludovico Pozzoserrato. In buona sostanza, cosa avviene con questi aggiornamenti? Che passiamo dalla ultima fase, dal Pozzoserrato 1593, Francesco da Milano 1520, per capire il legame con questi momenti dobbiamo ripartire dalla fase del Cima 1493. Come concludo? Concludo richiamando, a proposito di questo percorso, il titolo che ho dato al primo capitolo, quel che si è fatto per continuare a fare. Ora, mentre si va a inaugurare diciamo, l'avvio degli restauro degli affreschi della Scuola dei Battuti, va anche ragionato se la collocazione attuale della pala d'altare, vengo al concreto e anche all'attuale, della pala del cima, ricollocata provvisoriamente nella ricostruzione del Duomo che si conclude nel 1963, come dire, il provvisorio abbia durato troppo tempo. E quindi, diciamo, la mia ricostruzione storica della sua valori in quanto opera connessa all'altare della celebrazione e come perno di tutti gli aspetti significanti delle immagini, non necessiti di un fare ancora qualcosa dopo il 63. C'è una collocazione adeguata che rispetti i suoi valori originari, i suoi interessi originari nell'ambito del complesso della Santa Maria Nuova dei Battuti, poi Duomo di Conegliano. E chiudo proprio richiamando la funzione espressa in origine dalla decisione della Scuola dei Battuti a realizzarla, quando, come ripeto, citava pro onore e augmento divini finitus et reverentia gloriose Dei Genitricis Virgis Mariae, per l'onore e l'incremento del culto divino
e del rispetto per la gloriosa Madre di Dio, la Vergine Maria, per la quale facciamo tutti questi nostri lavori in questi tempi, ciascuno per la propria parte, io per la mia, con il libro che vi consegno questa sera. Grazie. Grazie professore. Adesso cercheremo di recuperare nei tempi. Chiamo un attimo il sindaco Fabio Chiesi, la dottoressa Capo dell'Orto e anche il nostro relatore, il professor Corsoluzza, in un momento di riconoscimento, e do la parola al sindaco. Beh, innanzitutto complimenti per l'esposizione assolutamente completa, diciamo, di quello che... Anche se avrebbe avuto molto da dire ancora, immagino, però la ringraziamo. Io passo la parola giustamente alla Presidente per leggere ciò che dice la targa che vi doniamo oggi a nome del Rotary Club di Conegliano della città di Conegliano. Prego. Il professor Giorgio Corsoluzza, ambasciatore della cultura, con gratitudine per il prezioso contributo e l'impegno profusi nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città di Conegliano e del suo territorio. Grazie. Colgo l'occasione, prima di dare la parola per gli ultimi due interventi di chiusura di questa serata, per ringraziare anche la dottoressa Cristina Falsarella. Porto anche i saluti di Don Roberto Bischer, che purtroppo questa sera non è presente per precedenti impegni che erano stati presi prima di fissare la data della presentazione, e ringrazio comunque per la presenza Don Bruno Daniel, già parroco della parrocchia del Duomo, che ci onora della sua presenza questa sera. E tra poco andremo poi al termine degli ultimi due indirizzi di saluto a inaugurare il restauro, l'avvio dei restauri degli affreschi della Sala dei Battuti. Colgo l'occasione anche per ringraziare l'Inner Wheel Club, che fa parte comunque della famiglia rotariana, che nel prossimo anno sociale si appresterà proprio a intervenire per il recupero dell'affresco che vediamo proprio alla mia sinistra, e quindi sarà un ulteriore tassello per conservare anche questo portico che, come vedete, è ricco di iscrizioni. Chi alza la testa, insomma, fa parte della storia di Conegliano. Quindi chiamerei sul palco per un indirizzo di saluto Don Mirko Miotto, incaricato diocesano per l'arte sacra e i beni culturali, per un indirizzo di chiusura. Buonasera a tutti. Ecco, dopo questo corposo intervento da parte del professor Corsoluzza, ecco, il mio desiderio è quello di cercare di dare una lettura cursoria dal punto di vista più spirituale di questo luogo, spirituale, ecclesiale di questo luogo. E penso che le parole dell'Apostolo Paolo, che gli rivolge nella seconda sua lettera ai cristiani di Corinto, possono trovare in questo luogo la loro verità e la loro concretezza. L'amore di Cristo ci possiede, Caritas Christi urget nostra. È la forza della testimonianza vissuta, sostenuta dai battuti, che in questo luogo continua a parlare e ad affacciarsi a noi come esempio e proposta. Il Duomo, il Pronao nel quale ora sostiamo, la Sala Grande dei Confratelli e la Minore del Capitolo costituiscono un complesso unico per monumentalità nel territorio della nostra Chiesa locale, che ci ricorda come il binomio Eucaristia-Carità, celebrazione eucaristica, servizio di carità, siano inscindibili nell'esperienza della confraternita in battuta. È la consapevolezza espressa nella plasticità dei segni di uomini laici che hanno percepito la chiamata a riunirsi in confraternita per esprimere e dare voce alla propria fede. Un'esperienza di incontro con il Signore che si alimenta nella parola di Dio e nel pane eucaristico e che in forma performativa, toccando il vissuto nella quotidianità, non può essere trattenuta, ma si trasforma in disposizione verso i bisogni della società e del tempo.
L'Eucaristia genera la carità. Quello trasmessoci dai confratelli battuti non è un saggio modello di filantropia, bensì una forma di carità alacre e profonda, che sa riconoscere nel fratello e nella sorella, nella prova, il volto di Cristo. L'amore al prossimo è il comandamento nuovo e nel suo esercizio rivela Gesù che si offre nell'Eucaristia. È significativa la presenza nella sala grande di affreschi con scene della vita del Cristo, quasi un monito continuo perché i Castaldi e i membri riuniti avessero ben chiara la propria missione di beneficenza e assistenza ai pellegrini e ai malati. Carità concretamente attuata anche nella giurisdizione sia del vicino ospitale, e il nome stesso ne esprime lo scopo, presso la Ca' di Dio, la chiesetta di Santa Caterina, e anche sia presso il Monte di Pietà, oggi Canon d'Oro. Sempre in questa linea sono i temi degli arazzi esposti, quasi a definirne maggiormente la preziosità, nella sala del capitolo, e ci rivelano pagine del Primo Testamento, in modo particolare la vicenda di Davide e Bersabea, la caduta e la redenzione. E la medesima scelta è stata operata per gli affreschi che campeggiano sulla facciata del Duomo, dove tra gli esempi di giudizi saggi e timorati compare la Vergine Maria, patrona della confraternita, a sedare i marosi, ma anche a ricordare la sua protezione a chi a lei si consacra. Si potrebbe dire essere espressione del nostro territorio veneto l'impegno ad incarnare, ricalco le parole del professore, e a concretizzare sotto il cielo quanto vissuto all'ombra della navata delle chiese. A dare vita alla Chiesa realmente come espressione del corpo di Cristo spezzato sull'altare e riformato nella vita di coloro che di Lui si nutrono diventandone le membra. E mi piace estrarre dal baule degli studi liceali il ricordo di Plutarco e delle sue vite parallele, non per ricalcare il suo parallelismo tra eroi greci e latini, ma per prenderne a prestito il tema e cercare di applicarlo in una corrispondenza di più ampio respiro tra le scuole grandi veneziane e questa scuola coneglianese. Scuole perché luoghi in cui apprendere quella devozione necessaria allo scopo di promuovere opere di beneficenza e di assistenza con la protezione della Vergine o del Santo Patrono. Scuole in cui le confraternite laicali, forti dell'unica vocazione battesimale, erano invitate a crescere nella fede, ad alimentare la speranza, ad operare nella carità. Scuole che nell'arte, concepita come altera celebrazione e puntuale catechesi, formavano le coscienze al gusto del bello, alla ricerca della verità e alla contemplazione dell'opera di Dio rivelatasi nel tempo. Caritas Christi urget nos. Il compito dei battuti continua ad essere la missione della Chiesa ancora oggi. E il profumo storico di questo luogo ce lo ricorda. Grazie al professor Fossaluzza per questa nuova fatica a favore della vicenda di questo luogo splendido. Un ulteriore elaborato destinato a rinfocolare la storia e a rinfocolare l'alto significato di quanto i battuti ci hanno lasciato in eredità. Grazie alla comunità che con il suo arciprete sostiene e gioisce di tanta grazia. Grazie ai membri del Rotary Club Conegliano, rappresentati dalla presidentessa, dottoressa Stefania Campodall'Orto, che oltre alla tutela ormai decennale di questo scrigno d'arte, continuano a promuovere la valorizzazione e la conoscenza. L'opera che questa sera il professor Fossaluzza ci ha presentato è preludio al grande lavoro di restauro degli affreschi della grande sala. Un impegno che merita il plauso della città e dell'intera nostra diocesi. Come ufficio per i beni culturali, e qui porto il saluto della dottoressa Cristina Falsarella, con la quale ne condivido la direzione, siamo consapevoli che non si tratta di un restauro, ma del restauro in campo diocesano,
per l'ampiezza, la monumentalità e la squisita fattura. Qualche tempo fa un membro del Rotary mi confessava che lo spirito con cui il club agisce verso il complesso dei battuti vorrebbe essere lo stesso con cui agiva la confraternita stessa, e cioè ribadire all'uomo del nostro tempo che la bellezza è esperienza di Dio, che il dardo della bellezza è un tutt'uno con la bontà delle azioni, kalos kaya gazzos. Il bello dell'incontro con Dio si invera nel buono dell'opera di carità. Infine, un augurio per ciascuno di noi presenti, per ciascuno dei presenti. Lo prendo in prestito dalle parole che il Manzoni, e la citazione d'obbligo in quest'anno, pone sulle labbra di Lucia davanti all'innominate. Un'espressione semplice, disarmante e al tempo stesso profondamente vera e in piena sintonia con lo spirito di questo luogo. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Grazie. Ringrazio Don Mirko Miotto per il suo intervento. Siamo arrivati quasi in conclusione. Chiamo qui sul palco la dottoressa Marta Mazza, segretario regionale per la Regione Veneto del Ministero della Cultura, per un indirizzo di salute e di chiusura. Poi lascerò la parola alla dottoressa Campodall'Orto, ci sarà un rinfresco nel cantiere, poi le autorità invece possono spostarsi in sala dei battuti per le foto di rito e il taglio del nastro. Grazie. Grazie a te Livio, sarò assolutamente breve e come è doveroso che sia in conclusione di questo corposo pomeriggio. Credo che la competenza, la passione e l'autorevolezza via via crescente che il professor Giorgio Fossaluzza ha dedicato ormai da qualche decennio, come abbiamo sentito, al complesso pittorico della Sala dei Battuti, abbia consentito a questo insieme artistico di emanciparsi da un destino localistico. Avete sentito che anche Giorgio ha più volte utilizzato questo vocabolo, cui poteva in qualche modo essere destinato e relegato a causa di alcune sue oggettive prerogative. Da una parte il dato autoriale, mi riferisco soprattutto a Francesco da Milano, più ancora che al Pozzo Serrato, e dall'altra il carattere derivato, non originale dal punto di vista iconografico del ciclo. Insomma, gli affreschi di Francesco da Milano, gli affreschi della Sala dei Battuti non saranno mai annoverati tra i capolavori massimi del Rinascimento pittorico italiano. E tuttavia gli elementi molto approfonditi, come abbiamo sentito, anche con tutte queste nuove acquisizioni, nuovi riferimenti, tutti gli elementi che ne hanno indagato le derivazioni, i rapporti, le parentele, fanno sicuramente di questo monumento un elemento fondamentale per la conoscenza del territorio, e mi riferisco a un territorio in senso ampio che è per lo più quello coincidente col territorio della diocesi di Vittorio Veneto, ma anche con così delle incursioni anche in territorio bellunese, e credo quindi che naturalmente questo tipo di sforzo non possa che essere molto apprezzabile da chi questo territorio effettivamente lo voglia, come sembra sempre di più conoscere, con un dato di consapevolezza appunto che è già stato detto, dovrebbe riguardare non solo l'elemento paesaggistico sancito dalla tutela UNESCO, ma naturalmente anche tutti gli altri aspetti della cultura della città. Sono contenta quindi che finalmente i percorsi della tutela si vadano allineando con questo restauro che parte con i percorsi della conoscenza. In realtà gli affreschi hanno bisogno da molto tempo di restauro e qui vengo a darvi qualche elemento estremamente concreto, perché di questi affreschi delle opere dell'uomo di Conegliano
Mi sono occupata come funzionario storico dell'arte di zona, in particolare credo circa un decennio fa, doveva essere prima in realtà per la Pala del Cima, con la presidenza di Carlo Canato, sempre con il Rotary, proprio in occasione del restauro per la mostra dedicata a Cima del Conegliano qui nel 2010, e poi in realtà anche per gli affreschi qualche anno dopo. Mi sono preoccupata di far presente alla soprintendenza, del Veneto Orientale, oggi diretta dall'archeologo Vincenzo Tinè, e rimasta, ahimè, sguarnita di funzionari storici dell'arte. Pensate che oggi c'è una sola storica dell'arte che si occupa del territorio di tutto il Veneto orientale, è un'amica, un'ex collega. Le ho fatto presente che esistono in soprintendenza dei materiali prodotti appunto 10 anni fa che credo possano essere molto importanti per il restauro che si avvierà a breve. Fu fatta infatti in quel momento con un finanziamento dell'allora direzione regionale, che è poi di fatto l'ufficio che oggi mi trovo a dirigere, un monitoraggio di natura sismica nel campanile, nella cella campanaria, perché c'erano delle vibrazioni veramente importanti che ci chiedevamo se fossero correlate a tutto il sistema di fessurazioni che avevamo ravvisato nella sala dei battuti, sia a livello pavimentale sia sulle pareti, con delle fessurazioni che avevano implicato anche delle cadute, in parte sì di colore, ma soprattutto cadute di stuccature del vecchio restauro molto risalente, che mostrava tutta la sua età, perché c'erano anche alterazioni ormai dei ritocchi pittorici. In realtà l'esito del monitoraggio fu piuttosto rassicurante, ma partimmo lo stesso con un'altra operazione che credo davvero potrà essere molto utile per l'impresa che ho sentito si appresta appunto a fare questi lavori conservativi, ovvero una mappatura in scala 1 a 1 di tutti gli affreschi di Francesco da Milano. Non ricordo in dettaglio se la mappatura fu fatta anche nella parte di ricostruzione ottocentesca, ma sicuramente gli affreschi antichi furono tutti quanti mappati. 1 a 1 vuol dire proprio che a grandezza naturale noi abbiamo una mappatura di dettaglio che ci dà 10 anni a questa parte lo stato conservativo preciso dell'opera, e quindi sarà molto importante per ottimizzare l'intervento attuale. La soprintendenza naturalmente ha accolto di buon grado questa mia segnalazione, chiedendomi anche un supporto in qualche modo, visto anche il loro stato appunto di difficoltà per quel che riguarda le risorse umane, e mi prendo l'impegno sicuramente di fare da tramite per questa realtà che mi sta così a cuore, come coneglianese, come storica dell'arte e come professionista della tutela del patrimonio culturale. Sempre in questa logica, e chiudo subito, colgo lo spunto che Giorgio Fossaluzza ha dato da par suo, da studioso, in merito alla Pala del Cima. È ormai, credo, un'informazione condivisa, consolidata, il fatto che la collocazione attuale della Pala del Cima sul fondo di un drappo verde sia in realtà una collocazione risalente al 1963 e nata come temporanea al ritorno della Pala, della Sacra Conversazione, dalla prima mostra monografica che era stata dedicata al Cima da Conegliano a Treviso, e contestualmente alla conclusione dei lavori di ampliamento dell'uomo che si sono tradotti appunto nella realizzazione di quella parte della tribuna di fondo che architettonicamente è forse ancora un elemento poco assimilato e poco inserito nel resto della fabbrica medievale e poi rinascimentale. Ecco, io non voglio assolutamente dare un'indicazione di percorso, un po' perché non è la mia competenza in questo momento. Naturalmente ho maturato una mia opinione in tal senso, proprio oltretutto studiando specificatamente la Pala proprio in occasione della mostra già citata del 2010,
ma penso che in questo momento i protagonisti che si stanno occupando delle opere di questo importante monumento cittadino, e quindi naturalmente il comune che non può, come dire, non riconoscere proprio nella Pala del Cima la sua presenza artistica più rilevante e più importante, che non ha più, ahimè, l'eloquenza iniziale, originaria, ma rimane un capolavoro assoluto di un assoluto protagonista del Rinascimento italiano, presente, come sapete, nei più importanti musei del mondo. Quindi sicuramente la città di Conegliano, con un elemento che può diventare anche diversamente attrattivo, naturalmente la diocesi, no, proprietaria, e che forse dovrà pensare anche alla collocazione della pala in termini liturgici, naturalmente, perché il posizionamento della pala porta con sé delle conseguenze di natura storico-artistica in relazione alla fruizione, alla valorizzazione, perché l'elemento della tutela lì in qualche modo si è compiuto, e poi naturalmente gli organi del Ministero della Cultura che sono preposti poi a prendere le decisioni per le quali, ribadisco, mi faccio tramite. Il Rotary anche, che da tanti anni si impegna sia per la Pala sia per la Sala dei Battuti, e che ha acquisito ormai una affezione, no, e anche davvero un'abitudine alla cura di questo luogo, che lo rende interlocutore insieme a tutti gli altri, che io credo maturi per porsi il problema insieme, condividendo dei ragionamenti, condividendo delle riflessioni dai diversi punti di vista, per arrivare a quella che credo comunque sia un doveroso ripensamento per la città della collocazione di questa pala. E quindi ribadisco, ritenetemi disponibile per la mia parte nel mio ruolo ufficiale e non, e auguro a tutti naturalmente una buona continuazione, soprattutto per il restauro degli affreschi. Ringrazio la dottoressa Mazza per il suo intervento. Siamo giunti a chiusura di questa serata. Ricordo per gli ospiti che nel secondo campiello del Duomo c'è un rinfresco, invece diciamo, i relatori, l'autorità, che ci spostiamo un attimo sulla Sala dei Battuti. La Sala dei Battuti è aperta per le visite, perché andremo a inaugurare quello che è la prima priorità per i Rotary e per la città, e per la Sala dei Battuti c'è quello del restauro degli affreschi, visto che versano in uno stato di degrado, hanno bisogno di intervento. Al momento, come ho detto, non c'è neanche tutta la cifra, quindi a maggior ragione cogliamo l'occasione proprio per ricordare di investire in questo senso, e che sarà un intervento di 3 anni su cui il club poi si è impegnato, e quindi ci aspettiamo anche un supporto da parte della comunità. Do la parola al Presidente e la ringrazio. Grazie a te Livio, e anzi complimenti per questa organizzazione impeccabile della serata, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti per essere stati qui con noi oggi e per aver condiviso questo importante e difficile momento. Non aggiungo altro, ha già detto anche Livio quanto è importante questo service che andiamo ad inaugurare questa sera. Abbiamo bisogno del contributo di tutti voi, e quindi spero che questo arrivi. Grazie e buona continuazione.